Oggi manifestazione nazionale dei lavoratori precari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Chiedono piani di stabilizzazione, diventati adesso più difficili con il Jobs Act, il decreto Madia sulla pubblica amministrazione. Un problema che riguarda anche l'Istituto Oncologico Veneto, dove sono 160 i precari. Lo stesso IOV però rassicura: nessuno resterà senza lavoro. Pietro Vernizzi. Protesta dei cervelli a Padova. Lavorano da 5, 10, a volte 15 anni per gli istituti di ricerca con incarichi prestigiosi. Eppure hanno soltanto un contratto a progetto che non garantisce i loro diritti elementari come permesso per malattia, maternità o ferie. E dopo le riforme che hanno escluso i co.co.co dalla pubblica amministrazione, rischiano di essere lasciati a casa. Io sto manifestando perché sono tanti anni che lavoro come ricercatrice in una condizione di precariato e non abbiamo nessun titolo, non abbiamo nessun diritto e non abbiamo delle forme contrattuali che ci tutelano. Spesso l'unica alternativa è quella di fuggire all'estero. Molti di noi altrimenti sarebbero costretti ad andarsene, perché la situazione è talmente difficile e talmente instabile in qualche maniera che è impossibile programmare la propria vita. A sostenere i ricercatori sono anche i vertici dell'Istituto Oncologico Veneto. Senza di loro la ricerca non può andare avanti e quindi noi appoggiamo questa manifestazione nazionale come direttori scientifici che punta a trovare una soluzione non necessariamente, devo dire, di stabilizzazione di tutto, però dobbiamo avere dei percorsi. Il futuro del paese passa anche dai contratti dei ricercatori.